tema è un tema importante, un tema che ci è molto caro, è un tema che ha caratterizzato l'inizio di questo percorso di governo regionale. Mi piace oggi ricordare che nel 2009, nella fase della campagna elettorale, noi come coalizione facemmo un accordo politico, redigemmo il nostro programma politico, e alla base di quel programma politico c'era in particolare un accordo che il sottoscritto aveva raggiunto col Partito Sardo d'Azione, e in quell'accordo, mi pare fosse il primo punto che veniva richiamato, il primo dei 13 era quello dei temi della fiscalità di vantaggio e della zona franca. Oggi, peraltro, quel tema è un tema che ha visto una sostanziale inerzia di molti governi regionali, perché sono tanti anni, forse una quindicina d'anni, che non si dà corso a quelli che sono gli adempimenti che si sarebbero invece dovuti mettere in campo. E oggi, diciamo, diamo il senso a quel percorso, e lo diamo però sollevando in qualche modo l'asticella e anche i termini della questione. La zona franca, come sapete, le zone franche doganali sono un riconoscimento statutario, sono una norma che ha avuto una parziale attuazione con riferimento al porto di Cagliari rispetto a 6 porti complessivi che erano stati previsti, ma che non ha avuto ancora la sua applicazione. Noi oggi avviamo un confronto, io direi un vero e proprio contenzioso, con il livello europeo. Sempre più spesso nella nostra azione ci ritroviamo a dover discutere, a dover in qualche modo rivendicare determinati diritti con il governo nazionale, e quello della zona della fiscalità di vantaggio è per esempio uno dei temi chiave del federalismo fiscale e della riforma in chiave federalista dello Stato. Uno dei temi chiave che non hanno avuto nessun tipo di risposta dal livello governativo. Riteniamo che però si debba spostare il livello del confronto, e questo livello di confronto si debba portare anche sul livello europeo, con la Comunità Europea, e noi da questo momento in poi intendiamo fare quello. Per questo motivo oggi facciamo una serie di cose che vi riepilogo molto brevemente. Prima di tutto, conformemente a una delibera assunta dalla Giunta regionale ieri, comunichiamo al Presidente della Commissione europea, al Presidente del Parlamento europeo, al Presidente del Consiglio dei Ministri italiano e al Ministro per lo Sviluppo Economico, nonché a tutte le autorità doganali, l'attivazione della zona franca nel territorio dell'isola di Sardegna. E noi lo facciamo ai sensi dell'articolo 174 del Trattato di Lisbona, e lo facciamo con riferimento all'intera area della Sardegna. Contemporaneamente, noi riteniamo che sia necessario dare seguito a quelle che erano le norme statutarie con riferimento alle zone franche doganali previste con quei 6 porti della Sardegna, e riteniamo che ci siano da fare degli adempimenti anche materiali su quel fronte, e quindi attiviamo immediatamente 5 tavoli tecnici che saranno coordinati dall'assessore all'industria per mettere insieme tutti i soggetti che sono coinvolti nella definizione di quella perimetrazione, che sono le autorità portuali, che sono i comuni, che sono le autorità doganali, la capitaneria di porto, i consorzi industriali in determinati casi, e mettiamo insieme tutti questi soggetti per poter insieme definire una perimetrazione del territorio. Ancora contemporaneamente, e ho qui al mio fianco anche il Presidente dell'autorità portuale di Cagliari, Cagliari era l'unico sito che aveva già visto un percorso avviato con una delibera di giunta e successivamente il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Noi riteniamo che si debba ridefinire quella perimetrazione, perché quella perimetrazione fatta a suo tempo crea una serie di problemi che tutt'oggi hanno impedito l'avvio della zona franca dell'area doganale, e quindi noi avvieremo il processo per la ripenetrazione, ma nel frattempo con provvedimento diretto dell'autorità portuale, per cui
Presidente Nassidda lo spiegherà meglio, attiviamo immediatamente una perimetrazione e un'area franca doganale all'interno del compendio esistente. Ancora, attiviamo con oggi un tavolo politico permanente sulla zona franca, perché intendiamo dar corso a un dibattito, dar corso a tutta una serie di iniziative che siano finalizzate a sostenere questo percorso sul livello comunitario, sul livello nazionale oltre che regionale. Quindi attiviamo immediatamente un tavolo nel quale le forze politiche possono far convogliare tutte le risorse, tutte le forze, tutta la determinazione per portare a compimento quello che stiamo facendo. Io ho qui la lettera che firmo in questo momento per l'apertura del contenzioso con l'Europa e per la comunicazione dell'attivazione della zona franca. Lo faccio qui davanti a voi, però prima di farlo vorrei fare un giro di tavolo molto rapido. Ho qui al mio fianco, come vedete, i capigruppo.